Caro Edi, caro Matador, sono passati 12 anni ormai da quando sei andato via direzione Parigi, ma ogni rincorsa, ogni gol, ogni ricordo sono ancora vivi e limpidi nella memoria di tutti noi tifosi napoletani. Ricordo perfettamente il momento in cui venne annunciato l'acquisto da parte del Napoli di questo ragazzo di 23 anni dal Palermo. Ti presentasti con la faccia pulita di un ragazzino armato solo di apparecchio per i denti e sei andato via 3 anni dopo da uomo pronto a vincere tutto con il Paris Saint-Germain. Il tuo esordio con la nostra maglia fu un Elfsborg-Napoli, doppietta in 38 minuti. L'inizio di una storia d'amore incredibile. In 3 anni ci hai regalato emozioni indescrivibili, come ad esempio la tripletta contro la Juve, il gol al 90° con il Lecce, il gol a Manchester con il City, il gol a pallonetto in una rocambolesca partita di mezzogiorno contro la Lazio o i gol in casa con il Dnipro, partita nella quale anche il telecronista Riccardo Trevisani, mentre cadeva il San Paolo, raccontò in Mondovisione ciò che sei stato per noi. Sì, caro Edi, sei stato un mostro, perché insieme a Lavezzi ed Hamsik hai creato quell'incredibile tridente che ci permetteva di credere di non essere secondi a nessuno, sensazione che fino a quel momento era per noi sconosciuta. Il culmine di quella sensazione arrivò la sera del 20 maggio 2012, quando finalmente Davide fu in grado di battere Golia. Quella sera vincemmo non solo il primo trofeo dell'era De Laurentiis, ma vincemmo il primo trofeo per tanti di noi, soprattutto per quelli della mia generazione. Contro la Juve poi. Dal momento in cui sei andato via tante cose sono cambiate, ma ogni qualvolta ti chiedevano di noi hai sempre avuto parole al miele e mai una volta hai rinnegato tutto l'amore che ci siamo dati in quei 3 anni. Per tutto questo e molto altro, a nome di tutti i veri tifosi del Napoli non posso fare altro che dirti grazie Edinson Roberto Cavani Gomez, per sempre il nostro Matador.